Siamo con Fabrizio Nonis, organizzatore della cosa più interessante di cucinare, della rassegna, cioè questo Stars Cooking, un momento in cui le eccellenze arrivano in città. Ci presenta la manifestazione Fabrizio. Beh, diciamo che Star Cooking è un contenitore nel contenitore. Abbiamo Cucinare che mette la disponibilità agli operatori, agli appassionati, ma anche alle persone conosciute di essere in contatto con i visitatori. Star Cooking rappresenta un po', diciamo, un'icona, perché in effetti si portano tutta una serie di chef importanti e anche non importanti. Citavamo dei nomi: per primo Emanuele Scarello, 2 stelle Michelin; Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin; i fratelli Portinari, 2 stelle Michelin; chef Rubio, Unti e Bisunti, ma poi ci saranno anche altri personaggi del calibro di Francesco Montano, chef del Four Seasons di Marrakech; Terry Giacomello, storico chef di Ferran Adrià, quindi cucina d'avanguardia. Tutto questo perché? Perché vorrei dare un nuovo messaggio a quelli che verranno a visitarci, cioè che la televisione fa vedere in questo momento un momento magico per la cucina, però quello che appare spesso viene visto con distanza. Invece voglio riavvicinare tutti gli appassionati, i telespettatori, gli chef improvvisati a questi personaggi, per fargli capire che sono personaggi semplici, normali, e che la cucina è fatta per cose semplici, ma soprattutto è una comunicazione semplice.